Campo con l'obiettivo del punteggio pieno, il Matera contro la Turris alla fine deve considerare un buon risultato il pareggio a reti bianche. Del resto la squadra biancazzurra si è ritrovata in 10 al 23esimo del primo tempo, quando l'arbitro veneto Tomasi ha espulso come da regolamento Toledo, che aveva falciato Bevo ben lanciato verso rete. Con un uomo in meno, tutto sommato, i materani sono apparsi più dinamici, anche i varchi che si sono aperti più volte in difesa e a centrocampo non sono ascrivibili all'inferiorità numerica, e qualcosa si è visto anche in avanti. Sul finire del primo tempo il portiere campano Sassanelli ha anticipato prima Januale, poi Zian. Nella ripresa le squadre hanno continuato a battersi alla pari, ci sono state occasioni per entrambe. Al 28esimo Bruno è uscito alla disperata per bloccare Di Criscio, l'arbitro ha graziato il Matera e il portiere se l'è cavata con una ammonizione. Un paio di minuti dopo una punizione calciata da Barrucci è stata intercettata da Bruno. La tifoseria materana, per niente deliziata dalla prestazione della squadra, ha cominciato a rumoreggiare. Poco dopo occasione per la Turris con Cangiano, entrato da 4 minuti al posto di Di Criscio, ha sbrogliato la situazione Olivari. Ormai incamminata verso il pareggio, la partita non ha fatto registrare nel finale nulla di davvero apprezzabile. Il capitano Zian ringrazia in particolare un compagno. Forse do un pregio in più al portiere, Antonino Bruno. Bruno credo che oggi ci ha fatto guadagnare un punto. È chiaro, con un uomo in meno abbiamo rivisto un po' il nostro piano tattico, siamo stati più prudenti, certo non ci potevamo scoprire.